Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Comunale Annunziata di Castiadas, Castiadas Torres, match di cartello della 13ª giornata del campionato di eccellenza regionale. La formazione rossoblù allenata da mister Tortora vuole regalarsi un pomeriggio di grandi emozioni per cancellare la sconfitta interna di sabato scorso contro l'Atletico Uri. Oggi a Castiadas i rossoblù cercheranno di fermare la corsa dei sarrabesi, primi in classifica grazie al successo della scorsa settimana per 3-0 sul Calangianus e il contemporaneo pari dello Stintino contro il Tonare. Il Castiadas è la formazione unica a essere imbattuta in questo torneo, arriva da 2 successi consecutivi. Prima del match di Calangianus aveva sconfitto anche il Muravera su questo campo grazie a un gol di Simone Contu nel derby del Sarrabus, in precedenza pari a reti bianche contro il Monastir e poi il pesantissimo successo interno per 3-2 contro lo Stintino. La Torres ha svoltato dopo il cambio di panchina, mister Tortora ha trovato la squadra vincendo 4 partite consecutivamente contro Samassi, Valledoria, Ferrini e Guspini Terralba. I torresini parevano lanciati verso le zone nobilissime della classifica, ma la scorsa settimana sono incappati in un pomeriggio grigio al Vanni Sanna, dove il quinto gol stagionale di Stefano Sarrizzu non è bastato per evitare la sconfitta contro l'Atletico Uri. La partita sta per iniziare agli ordini del signor Scifo di Nuoro, coadiuvato dagli assistenti Picciau di Cagliari, Paparini di Nuoro. Allora andiamo a dare lettura delle formazioni. Il Castiadas si schiera con il numero 1 Mereu, il numero 2 Alessandro Pinna, il numero 3 Saias, il numero 4 Carboni, il numero 5 Boi, il numero 6 Luigi Pinna, il numero 7 Cordeddu, il numero 8 Carrus, il numero 9 Mesina, il numero 10 D'Agostino a segno con una doppietta nel match contro il Calangianus, e poi ancora a chiudere la formazione titolare il numero 11 Porru, classe 1998. A disposizione per mister Sebastiano Pinna ci sono Galasso, Ru, Contu, Ruggeri, Frau, Piras e Martinez. La Torres invece si schiera con Tore Pinna in porta, poi con il numero 2 Casu, con il numero 3 Spanu, con il numero 4 Piga, con il numero 5 Minutolo, con il numero 6 il nuovo arrivato Merenda, uno dei temi di questa partita, ne parleremo più avanti nel corso di questa telecronaca. Poi ancora con il numero 7 Sarrizzu, con il numero 8 Bianco, match winner contro il Guspini Terralba 2 settimane or sono, nell'ultima sfida della Torres che vi abbiamo offerto in diretta sui nostri schermi. Ancora con il numero 9 Cristianiba per la Torres, con il 10 poi ancora Mannoni e con l'11 Fideli. A disposizione di mister Tortora ci sono Secchi, Cocco, Pitta, Patta, Borrielli, Scioni e Virdis. La partita è iniziata a circa 40 secondi al nostro cronometro. Ora la Torres che prova a mandare in avanti con Piga, un pallone lungo, ci prova con il numero 11 Fideli. Torres che riparte allora dalle retrovie con il lancio lungo interessante ancora per Fideli. Arriva la copertura difensiva del Castiadas, ancora la Torres che prova a far proprio il pallone con l'intervento di Merenda, che lo potete vedere dalle nostre immagini veste una maschera protettiva in questa partita. Ovviamente un altro tema un po' amarcord di questo match è quello che riguarda Sebastiano Pinna, tecnico del Castiadas a lungo, ovviamente, come ben sapranno gli appassionati di calcio sardo, giocatore della Torres, 141 presenze ufficiali tra C2 e C1, poi ovviamente per lui anche l'esperienza con il Cagliari, ma fatto conoscere nel mondo del calcio nazionale Sebastiano Pinna con la maglia della Torres, prima di tutto, dopo gli esordi con la casacca invece del Tempio. Diamo il quadro anche delle altre sfide che compongono questa 13ª giornata del campionato di eccellenza regionale. Atletico Uri, Taloro Gavoi, Ghilarza Stintino, Guspini Terralba, Samassi, Monastir Cosmoto, Sorso, Orrolese, Calangianus, Tonara, Muravera, Valledoria contro Ferrini, Cagliari. Ovviamente nel corso di questa diretta vi andremo a dare anche i risultati dagli altri campi. Ora il Castiadas che ci prova con Mesina, è buona però la copertura difensiva da parte di Merenda, che con esperienza va anche a subire il fallo da parte del bomber di Dorgali. Calcio di punizione allora in favore della Torres, con Tore Pinna che va a recuperare il pallone, a posizionarlo prima della battuta. Si rialza ovviamente senza nessun problema Merenda, si attende solamente la battuta da parte di Tore Pinna, che attende il piazzamento dei compagni vicino a lui. Ora si porta Minutolo per ricevere il passaggio corto, c'è ancora da attendere. Cambia idea Tore Pinna, che vorrebbe un lancio, immaginiamo, in direzione di Fideli. Importante
al momento del suo ingresso in campo nella sfida di 2 settimane fa a Terralba, là sulla sinistra. Ora c'è Sarrizzo a caccia del pallone, ci arriva in maniera regolare, anche se arriva poi in un secondo momento anche con un pizzico di ritardo il fischio arbitrale, la segnalazione da parte del primo assistente. Dunque rimessa in gioco, anzi non calcio di punizione in favore del Castiadas, che è pronto a eseguire ora con il giocatore in maglia numero 3 Saias. L'ex Fidelisandria porge all'indietro per Luigi Pinna, poi si riparte da Mereu, portiere classe 1998, che fino a questo momento è stato protagonista davvero di un'ottima stagione. Ancora Saias sulla sinistra, un tema subito interessante di questa partita dal punto di vista tattico. La Torres sembra voler attaccare alto il Castiadas che ora manovra con Carrus e vedete subito in pressione Mannoni su di lui, non vuole farlo ragionare il cervello del Castiadas, Davide Carrus, anche per lui una carriera molto importante tra i professionisti. Ora riesce a ottenere una rimessa in gioco dal settore di sinistra, la squadra rossoblu che si affida ancora a Merenda, in avanti per Iba, mette giù il pallone attaccato proprio da Carrus, protegge la sfera e poi cerca di cambiare gioco, lo fa molto bene all'indirizzo del giocatore in maglia numero 2 Casu, può avanzare in verticale, Sarrizzu riesce a stoppare il pallone ma non a controllarlo in un secondo momento. Allora riparte Saias, intervento d'anticipo comodo da parte di Minutolo, riparte allora la Torres che si affida ora a Mannoni sulla destra ancora per Casu, all'indietro per Minutolo, è tutto piazzato il Castiadas. Allora si deve riniziare con pazienza, ora il pallone per Merenda, il lancio lungo con il mancino, Saias in abbondante anticipo su Sarrizzu, porge bene per Carrus che evita l'intervento da parte di Bianco e poi rilancio in avanti in direzione di Cordeddu. Ha recuperato la Torres, poi il rilancio lungo di prima intenzione da parte di Torepinna, lo stop di petto. Poi il suggerimento per quanto riguarda il Castiadas in direzione di Carrus, all'indietro ancora si riparte da Mereu, ovviamente ancora nessun sussulto all'interno di questa partita, il rilancio di Mereu non è granché, riesce poi a tornare in un secondo momento sulla sfera l'estremo difensore della formazione bianco-verde. Siamo nel corso del quinto minuto di gioco, qui al Comunale Annunziata di Castiadas 0-0 il punteggio in questo big match della 13ª giornata del campionato di eccellenza regionale, trasferta questa vietata per i tifosi della Torres. Allora la società rossoblu in collaborazione con Directa Sport ha permesso a tutti i propri affezionati di seguire comunque questa partita in diretta. Intanto attenzione al Castiadas, qui la percussione molto interessante sulla destra da parte di Mattia Cordeddu, che poi non riesce a mettere questo pallone in mezzo dove si era portato minaccioso il bomber di Dorgali Mesina. Corner da destra allora in favore dei padroni di casa, che possono far avanzare tutta la propria batteria di saltatori. Riconosciamo Luigi Pinna e anche Boi, i due centrali di difesa di mister Sebastiano Pinna. La mano alzata da parte di Cordeddu a chiamare lo schema, il cross proprio verso Pinna, il pallone sotto porta, arriva il gol, ma la bandierina del secondo assistente si era alzata in maniera tempestiva. Tra l'altro Torepinna è a terra dolorante. Il direttore di gara, il signor Scifo, ha il suo bel da fare per placare le proteste molto veementi da parte di Boi, che riceve anche il primo cartellino giallo di questa sfida. Torepinna ancora a terra, abbastanza, ripetiamo, dolorante, ma sembra comunque in grado di riprendere il gioco. C'è stata una posizione di offside in occasione del colpo di testa di Boi, immediatamente segnalata dal signor Papalini di Nuoro, e dunque si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Torres. Nessun problema per Pinna, che andrà a incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione. È arrivato comunque il primo squillo, il primo brivido di questa partita, il Castiadas aggressivo in zona offensiva, prima la percussione di Cordeddu dalla destra e poi questo cross verso il centro dell'area sugli sviluppi di un corner. La Torres avrà il suo bel da fare per cercare di contenere in situazione di calcio da fermo la fisicità dei due centrali del Castiadas, molto abili nel gioco aereo. Ora riparte la formazione rossoblu con il lancio lungo di Minutolo, intercettato di testa da Carrus, poi può controllare a ridosso del cerchio centrale del campo Piga, ha intercettato il pallone qui da Saias, duro il contrasto con il giocatore avversario, lascia giocare il direttore di gara. Mesina non riesce a controllare il pallone, buono l'intervento ancora una volta da parte di Merenda, che va a subire il fallo. Merenda, giocatore con grande esperienza anche in categorie
decisamente superiori rispetto all'Eccellenza, trascorsi importanti per lui anche in Serie B con la maglia del Venezia, poi tanta Serie D, arriva dall'esperienza con la maglia del Calangianus. Proprio lui va a incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione, non un granché, Iba non ci può arrivare, allora riparte il Castiadas, il rilancio lungo con il destro, ancora preda di Merenda che mette giù con il sinistro, poi appoggia all'indietro dove c'è Spanu, da Spanu in direzione poi in verticale di Fideli, Fideli con un numero riesce a servire, poi Bianco tenta la percussione centrale, il numero 8 fermato, ora una fase confusa di gioco con un nuovo rilancio in avanti e pallone che termina oltre la linea laterale per una rimessa in gioco in favore della Torres. Si fa vedere ora Mannoni che vorrebbe ricevere il pallone, si riparte dalle parti di Torrepin. Il passaggio corto in direzione di Minutolo che ha metri per avanzare, palla al piede, poi cerca il lancio lungo, decisamente troppo lungo in direzione di Sarrizzu che non può assolutamente arrivare su questo pallone. 9 minuto di gioco al nostro cronometro, 0-0 al Comunale Annunziata di Castiadas, rimessa in gioco per la squadra di casa, cercato qui D'Agostino, Piga si lamenta per un fallo, non trova udienza però la sua protesta, il calcio di punizione viene comandato in favore del Castiadas che è pronto a battere sempre con Davide Carrus, osserva la situazione là davanti con Mesina che ha osservato speciale da parte di Minutolo, il colpo di testa di Piga a liberare quella zona del campo, poi Sarrizzu cerca di avventarsi sulla sfera, ci arriva in un secondo momento Carboni, riparte la manovra del Castiadas ancora con Carrus, sempre pressato da Mannoni, non lo fa ragionare con calma, un tema tattico questo che era, se vogliamo, anche prevedibile alla vigilia di questo incontro. Ora un altro lancio lungo, libera Luigi Pinna, D'Agostino riesce solamente a toccare, arriva Piga, poi messo giù in maniera irregolare Bianco, calcio di punizione in favore della Torres che ora può avanzare il proprio baricentro. Il calcio di punizione verrà battuto da Mannoni, Iba al centro dell'attacco della Torres, ancora non ha ricevuto palloni giocabili, intanto attenzione a Fideli, è arrivata però la segnalazione anche in questo caso del primo assistente e dunque posizione di offside, calcio di punizione per il Castiadas che è pronto a battere con Mereu. Arriva la battuta lunga da parte del portiere del Castiadas, colpo di testa d'anticipo buono da parte di Merenda, poi cerca di arrivare sul pallone Carboni, ancora Merenda, il lancio di Spanu in avanti dove c'è però solamente Boi, allora da Boi in direzione di Porru, vince il contrasto ma poi perde il pallone, trattenuta vistosa ai danni di Sarrizzu e arriverà il cartellino giallo probabilmente per Saias, anzi non arriva la sanzione disciplinare ai danni del laterale di sinistra del Castiadas, dunque calcio di punizione in favore della Torres. Tutto pronto per la battuta che non sarà di Minutolo bensì di Mannoni, osserva il taglio da parte di Fideli che cerca in qualche modo di farsi vedere ora tra i centrali difensivi del Castiadas, è proprio in direzione di Fideli, questo pallone finisce giù, non c'è fallo, il pallone poi alzato a campanile non viene tenuto in gioco da parte dei difensori del Castiadas, ancora Fideli cerca lo spazio per il cross a ridosso ormai della bandierina del calcio d'angolo, riesce a guadagnare un prezioso corner, allora avanza la Torres. Al 12° minuto del primo tempo, corner da destra, Sarrizzu sul pallone, pronti a salire Minutolo e poi anche con il numero 6 Merenda ha liberato l'area il Castiadas, buono l'intervento difensivo in questo caso, qui Cordeddu lamenta un fallo, non arriva il fischio arbitrale, allora ancora la Torres che può cercare di portarsi in maniera pericolosa là davanti, Cordeddu ancora a terra, il Castiadas non è preciso però con la ripartenza, allora il pallone sarà nuovamente in possesso della Torres per la rimessa dal settore di destra in zona difensiva. Ora Cordeddu viene invitato a rialzarsi da parte del direttore di gara, nessun problema per lui, non ha bisogno di uscire dal rettangolo di gioco. Rimesso in gioco il pallone invece da parte della Torres con
il numero 2 Casu, Carrus intercetta. Poi questo bel lancio in direzione di Cordeddu che mette giù, affrontato da Spanu, cross che facilmente preda di Tore Pinna, fa sua la sfera e poi va a rilanciare immediatamente verso Iba, cerca di prendere posizione usando il fisico contro Boi, che però arriva prima di lui su questo pallone. Torres che riesce comunque a portarsi a ridosso della tre quarti offensiva. Sarrizzu vorrebbe ricevere questo pallone che invece è destinato verso Mannoni, intercetta Porru, poi il retropassaggio per il Castiadas in direzione di Saias, rilancio lungo, forse una spinta non ravvisata qui ai danni di Casu, può provare a correre Mesina, Minutolo d'esperienza, riesce ad arrivare sul pallone, riesce poi anche a porgerlo in direzione di Merenda, il lancio lungo a tagliare il campo con il sinistro, segnalata la posizione di fuorigioco da parte di Fideli. Il direttore di gare, il signor Scifo di Nuoro, se ne accorge pur con qualche istante di ritardo e va a comandare il calcio di punizione in favore del Castiadas. Ora parte la manovra dei sarrabesi, ancora affidata ai piedi di Carrus. Porru sulla sinistra nel duello fisico con, in questo caso, Casu alla peggio, ma riesce comunque a guadagnare un fallo laterale. Saias all'indietro per Luigi Pinna, il lancio in diagonale a cercare Cordeddu, preso subito in consegna da parte di Spanu, classe 1997 della Torres. Attenzione qui a Mesina che provava a lanciarsi verso la porta di Pinna, Pinna con buona lettura della traiettoria riesce ad arrivare in anticipo sulla sfera. Piga, riparte la Torres dalle retrovie, ora con Cataldo Minutolo che ha ricevuto il pallone da Merenda. La Merenda poi in direzione di Casu, qui è difettoso il controllo da parte di Piga che regala sostanzialmente una rimessa in gioco da sinistra in favore del Castiadas. Qui prova a divincolarsi Mesina, non c'è il fallo, lamentava una spinta, riparte la Torres con il lancio lungo di Merenda, troppo lungo per Fideli, allora a gioco facile Mereu nell'arrivare su questo pallone e nel porgerlo poi in un secondo momento in direzione del suo difensore con la maglia numero 6 Luigi Pinna. Ancora Mereu, accenna la pressione Sarrizzu, il rilancio lungo a cercare Mesina, tutto facile per Minutolo che poi rischia un po' di perdere il tempo dell'intervento su D'Agostino. Minutolo ancora sul pallone, va poi a rifugiarsi dalle parti di Tore Pinna che permette ai suoi di piazzarsi con calma. Tocco corto per Mannoni, play arretrato in questa fase della Torres. Merenda, Torres che vuole ripartire con il possesso palla molto arretrato e vuole giocare con pazienza, vuole giocare soprattutto palla a terra in questa fase. Ora Sarrizzu non riesce a mantenere in gioco il pallone, l'equilibrio precario, allora Saias, la rimessa con le mani a cercare Porru, fermato dall'intervento difensivo di Casu con la collaborazione anche di Piga. Mannoni all'indietro per Merenda e poi si va dalle parti di Tore Pinna, ancora calma per la Torres, il rilancio lungo con il piede sinistro di Tore Pinna, stavolta buono per Sarrizzu, l'ultimo a toccare è stato il giocatore del Castiadas in maglia numero 11, si trattava di Porru, allora avanza la Torres con Casu all'indietro per Cataldo Minutolo e poi Mannoni, con pazienza sempre la Torres. Merenda, il lancio in diagonale per Sarrizzu, l'intervento con buona scelta di tempo da parte di Saias, poi Porru a cercare Carrus, subito pressato ancora una volta da Mannoni, il rilancio lungo di Mereu, di testa in anticipo Merenda che è andato a sovrastare Mesina in questa situazione. Allora Minutolo, lo scambio con Merenda, rischia di pasticciare per un attimo Minutolo, nessun problema per la Torres che ora gestisce ancora il pallone con Sarrizzu. Piga in avanti per cercare poi Cristian Iba, intervento di Luigi Pinna per il Castiadas, poi Carrus all'indietro all'indirizzo di Boi, pressato Boi con grande calma, riesce a evitare il tentativo di Bianco, il rilancio lungo a cercare Cordeddu, chiedono invano una posizione di offside i difensori della Torres, arriva Fideli su questo pallone, ancora all'indietro per Merenda, si fa vedere Mannoni, Merenda preferisce avanzare e poi cercare di pescare il taglio di Sarrizzu, ancora
Buono l'intervento di Saias, qui intercetta di testa Piga, Sarrizzu mette giù il pallone, attenzione al suggerimento per Ibba, rientra con il sinistro, Ibba difende il pallone con il fisico, non riesce però poi a liberarsi del pallone in tempo utile. La Torres ha già recuperato e già riperso il pallone, però con questo break da parte di Carrus prova a innescare la velocità di Cordeddu sulla destra, pallone troppo lungo, ci arriva ancora una volta in anticipo Tore Pinna, riparte la Torres stavolta dal settore di sinistra, il suggerimento in verticale per Fideli, subito fermato ora con il numero 2 Alessandro Pinna per il Castiadas, si sviluppa bene stavolta la manovra da parte dei sarrabesi, Porru rientra sul destro, vorrebbe il pallone Carrus, si va poi da Cordeddu, pallone letto facilmente da parte di Spanu, in questo caso il Castiadas ha comunque recuperato il pallone, ora manovra proprio con Cordeddu, finisce a terra, non arriva il fallo, arriva però la concessione di un fallo laterale da destra, sempre per la squadra che quest'oggi veste la maglia color oro, dei pantaloncini, dei calzettoni bianchi. Avanza Alessandro Pinna per andare a incaricarsi della battuta di questa rimessa laterale. C'è spazio per Boi che va a ricevere questo pallone, accenna la pressione Fideli, il suggerimento per Carrus, che deve girare su se stesso per evitare l'intervento poi di Mannoni, troppo irruento a giudizio del direttore di gara questo intervento da parte di Merenda, dunque calcio di punizione da posizione interessante in favore del Castiadas quando siamo arrivati al minuto numero 19 della prima frazione, il risultato lo ricordiamo è sempre di 0-0 tra Castiadas e Torres nel match di cartello della 13ª giornata del campionato di eccellenza regionale, va a sistemare con cura il pallone sul punto di battuta D'Agostino per il Castiadas, barriera folta per Tore Pinna con 4 uomini, vedremo se andrà ad aggiungersi anche qualcun altro, arriva un elemento di disturbo, si tratta di Luigi Pinna per il Castiadas, prova a farsi sentire ora anche il pubblico di casa. È scoccato il 20° della prima frazione al nostro cronometro, sul pallone anche Cordeddu che potrebbe calciare con il destro, si attende ormai solamente il fischio da parte del direttore di gara che provvede alle ultime raccomandazioni verso i giocatori in barriera sia della Torres che del Castiadas. Portato anche Porru come elemento di disturbo nella barriera della Torres, Cordeddu ed Agostino sul pallone, il fischio arbitrale, parte Cordeddu, il pallone deviato in corner da parte di un giocatore in barriera, si trattava di Fideli nella circostanza, allora corner da destra per il Castiadas con Cordeddu che va a sistemare il pallone sulla mezzaluna, ancora braccio alzato per chiamare lo schema, Boi e Luigi Pinna, osservati speciali da parte dei difensori della Torres, il pallone verso il centro dell'area, prova la battuta al volo proprio Luigi Pinna, poi riesce a liberare quella zona del campo Cataldo Minutolo, non ci sono giocatori della Torres in avanti pronti a raccogliere questo pallone, allora a vita facile Saias nel alleggerire all'indietro verso il suo portiere Mereu. Mereu ora con calma attende il piazzamento dei compagni, Carrus ancora all'indietro per Mereu, alza la testa e poi prova a servire con questo pallone lungo D'Agostino, poi Porru di testa, lamenta ancora una volta una spinta alle spalle, il signor Scifo lascia correre, il Castiadas è ancora in possesso del pallone, Pinna sventaglia con il destro, va a cercare Cordeddu, intervento però buono d'anticipo di testa da parte di Spanu, Castiadas ancora in pressione offensiva, ora con la rimessa da destra che verrà eseguita da Alessandro Pinna, si fa vedere Carrus, non riceve invece Mesina, cerca di prolungare la traiettoria di testa, recupera Cordeddu, ancora Alessandro Pinna per il Castiadas, ora prova ad accentrarsi, scarica per Davide Carrus, il suggerimento verso sinistra dove c'è Porru, mette giù bene il pallone, attenzione a Porru, punta il fondo, poi prova a incunearsi tra i due giocatori della Torres, va a commettere il fallo e dunque riparte ancora una volta dalle retrovie la manovra della Torres dopo questo fischio da parte del direttore di gara. 0-0 il punteggio. La Torres non è ancora riuscita a rendersi granché pericolosa dalle parti di Mereu, il Castiadas ci ha provato in una circostanza,
in particolare, ma sostanzialmente la sfida è equilibrata e non ci sono stati grossi sussulti. Tore Pinna con la battuta lunga a cercare Cristian Ibba, l'intervento d'anticipo di testa da parte di Luigi Pinna, poi la Torres che si affida a Casu, il pallone deviato da Saias, anzi da Porru, rimessa laterale per il rossoblù con Casu. Si fa vedere Mannoni, il retropassaggio è invece per Minutolo, ora Merenda. Da Merenda ancora Minutolo. Arriva sul pallone Piga, era arrivato su di lui in pressione Carrus, si cerca sulla sinistra Fideli, è attento su questa traiettoria, su questa linea di passaggio Alessandro Pinna, che poi va in avanti per Mesina. Ancora un pallone qui che termina oltre la linea laterale per una rimessa in gioco, in questo caso in favore del Castiadas. Le indicazioni da parte di mister Sebastiano Pinna, il destinatario in questo caso è Porru, invece seduto in panchina mister Tortora, tecnico della Torres. Si sfidano quest'oggi due formazioni abituate a subire poco. Intanto seguiamo questo tentativo da parte del Castiadas con Porru. Dicevamo, quest'oggi al Comunale Annunziata si sfidano le due migliori difese del campionato di eccellenza regionale, solo 9 reti subite da Castiadas e Torres nelle prime 12 giornate di questo campionato. Castiadas che è anche il secondo miglior attacco del torneo, alle spalle dello Stintino. 29 reti realizzate, 25 invece per gli uomini di Sebastiano Pinna. Intanto seguiamo l'azione di Mesina e poi ci vuole un grande intervento da parte di Tore Pinna per alzare il pallone sopra la traversa. Un lampo da parte di Mesina, si è fatto trovare pronto. Tore Pinna ha smanacciato il pallone sopra la traversa, allora pericolo corso dalla Torres al 25esimo del primo tempo. Mesina calciato da posizione in defilata ma ravvicinata, Pinna ad abbassare la saracinesca. Corner per il Castiadas, la battuta verso il centro dell'area, l'intervento con un braccio da parte di Carrus probabilmente, allora ha comandato un calcio di punizione per la Torres, con qualche accenno di protesta anche da parte dei giocatori in maglia rossoblu, chiedevano forse un'ammonizione, ma non in particolare, non trova pace, predica calma ora Tore Pinna prima della battuta di questo calcio di punizione. Torres che allora ha rischiato qualche istante fa sul sinistro da posizione ravvicinata di Mesina, vice capocannoniere del campionato con 10 reti a segno, ha realizzato, ha bucato la rete anche la scorsa settimana al Signora Chiara di Calangianus. La sua rete nel finale ha permesso al Castiadas di arrotondare una partita che non ha avuto storia contro la formazione di Addis. Ora la Torres allora che prova a reagire dopo aver corso un brivido in precedenza. D'Agostino però ha già recuperato il pallone, all'indietro ora Mereu, il rilancio lungo intercettato poi da Mannoni, attenzione perché c'è spazio per Fideli, Fideli poi va a spingere a giudizio del direttore di gara Alessandro Pinna, allora calcio di punizione per il Castiadas. Fideli non è riuscito a trovare il tempo giusto per l'intervento. Su di lui è arrivata la rimonta da parte di Alessandro Pinna, dunque nulla da fare. Calcio di punizione per il Castiadas con Mereu sul pallone. Pallone che è indirizzato verso D'Agostino, ancora su questo pallone è arrivato in anticipo Minutolo che rimane a terra molto dolorante, ha subito una brutta botta al volto. Cataldo Minutolo, viene immediatamente richiamata l'attenzione dello staff sanitario della Torres, ma c'è bisogno anche di quello del Castiadas perché il suo avversario è rimasto a terra. Dovrebbe trattarsi di D'Agostino, speriamo ovviamente che non si tratti di nulla di grave. Per due dei protagonisti di questa partita, Minutolo è andato subito a mettere le mani sul volto, non
non ci è sembrato di vedere del sangue, dunque il naso del difensore della Torres dovrebbe essere ok, ma sono solo delle sensazioni dalla nostra postazione, non è semplice comprendere quelle che sono le sue reali condizioni. Intanto si rialza D'Agostino, che ora però deve lasciare per un attimo il rettangolo di gioco, stocca ancora all'altezza della nuca, dovrà essere probabilmente medicato D'Agostino, mentre c'è un giocatore nella panchina del Castiadas che va a scaldarsi. Si tratta di Martinez, Minutolo anche lui in panchina. Allora si riprende 10 contro 10 in questa fase del primo tempo, fase centrale della prima frazione, 28esimo in corso. Minutolo è già pronto a riprendere il gioco. Gran freddo quest'oggi al Comunale Annunziata di Castiadas. Buona però la cornice di pubblico sugli spalti, nonostante il divieto, come abbiamo già raccontato, che ha impedito ai tifosi della Torres di seguire la propria squadra fin qui nel Sarrabus. Questo lancio in verticale intanto è facilmente preda di Mereu. Castiadas che può ripartire, Castiadas che, lo ripetiamo, ha avuto le migliori occasioni nel corso di questa prima frazione, diciamo un'occasione e mezzo importante quella avuta da Mesina. In precedenza ci aveva provato anche Boi con pallone che era terminato in rete, ma c'era stata la segnalazione da parte dell'assistente. Intanto un conciliabolo tra mister Tortora e Minutolo, rientra in campo il difensore della Torres. Ora Porru, il pallone per Carrus, cerca di duettare ancora con Sayas. Attenzione qui al possibile contropiede per Sarrizu, che prova a partire in velocità sulla destra. Attento qui Boi, deviato il pallone oltre la linea laterale, rimessa in gioco per la Torres. Ora avanza per la battuta Casu, richiamata l'attenzione ora del direttore di gara perché c'era del sangue sulla fronte di D'Agostino, che è stato medicato e ora può riprendere il gioco. Nuovamente 11 contro 11 allora qui al Comunale Annunziata, mentre la Torres rimette in gioco con Casu. Sarrizzo all'indietro per Piga, attenzione a Piga che rientra bene sul destro, vede la porta, diagonale insidiosa, arriva il gol, ma c'è la segnalazione da parte del primo assistente, con Fideli che si era portato sotto porta, pronto alla deviazione, palla che era terminata in rete, ma bandiera innalzata. Allora nulla da fare per la squadra di mister Tortora, si rimane sullo 0-0 qui al Comunale Annunziata. Comunque la Torres ci ha provato in maniera più convinta nell'ultima circostanza. Vedremo se cercherà di chiudere in crescendo questa prima frazione la squadra rossoblu. Qui Mannoni pressato, poi Mesina e Merenda a duello fisico. Il fallo che è stato commesso da parte del giocatore di Dorgali. Calcio di punizione allora per i torresini, con Mannoni che va a ricevere questo pallone, lo porge poi sulla destra in direzione di Casu, ora in verticale per Sarrizzu, lo scambio con il pallone ancora all'indietro per Casu. Buona la giocata qui da parte del laterale di destra della Torres, che riesce poi ad andare per vie centrali verso Bianco, non riesce a duettare con Piga, il giocatore in maglia numero 8. Riparte il Castiadas, pallone in verticale, troppo lungo, D'Agostino non può assolutamente arrivarci. Allora c'è Torepinna per Mannoni, fondamentale il numero 1 della Torres al 20esimo per disinnescare una conclusione molto pericolosa di Mesina. All'indietro Merenda, neoarrivato, come già annunciato in precedenza nel corso di questa telecronaca, in casa Torres. Sarrizzu, poi un doppio rimpallo con l'ultimo tocco che è stato di un giocatore della Torres, ovviamente proprio di Sarrizzu nell'ultima circostanza.
e allora rimessa in gioco per il Castiadas. Carrus ora attaccato da Sarrizzu, all'indietro per Luigi Pinna, il rilancio in avanti a cercare Porru, d'anticipo Casu che concede però un corner al Castiadas. Calcio d'angolo da sinistra per gli uomini di Sebastiano Pinna. Due uomini a scaldarsi ora per i padroni di casa. Le indicazioni da parte di Tore Pinna ai suoi compagni di squadra sul miglior piazzamento da adottare per questo corner da sinistra. Colpo di testa pericoloso qui da parte di Mesina, se non abbiamo visto male, provato a staccare di testa, anzi si trattava di Boi, pallone che è terminato oltre la linea di fondo. Primo tempo che dopo una partenza abbastanza lenta, poi proposto anche qualche tema interessante. Castiadas pericoloso con Mesina, la Torres ha risposto con quel bel diagonale di Piga che era stato poi deviato in rete sotto porta, ma Fideli era stato pescato in posizione di fuorigioco. Ora è il Castiadas che cerca di imbastire una nuova trama con Porru. Ora D'Agostino, cercato Saias sulla sinistra, il suggerimento verso il centro. Minutolo è in abbondante anticipo ma si allunga un po' troppo il pallone poi controllato da Casu, cerca di uscire da quella zona del campo, la Torres perde però il pallone. Piga sull'attacco di D'Agostino, D'Agostino per Carrus, all'indietro raccoglie poi Carboni, cambia gioco il Castiadas, il cross di Cordeddu di prima intenzione, il pallone che si era abbassato pericolosamente a ridosso della traversa, poi termina fuori. Pinna era comunque sulla traiettoria del pallone. Prova ancora il pubblico di casa a farsi sentire. Siamo al 35esimo del primo tempo, reti bianche al Comunale Annunziata, ma non è stato un primo tempo soporifero assolutamente fino a questo momento, così come non era stato invece in quel di Terralba. La Torres che in quel caso era riuscita a sbloccare un incontro abbastanza bloccato grazie a un lampo nel finale da parte del giovanissimo Bianco. Ora Carrus attaccato alle spalle da Mannoni, c'è il fallo secondo il signor Scifo, fischio che arriva in maniera puntuale. Pinna lascia l'incombenza della battuta del calcio di punizione a Carrus. Carrus in avanti per Porru, sulla sinistra attaccato subito da Casu, il cross verso il centro, ci arriva Mannoni che ora rilancia in avanti per Ibba. Ibba stoppa con il petto, perde però il controllo del pallone, ci arriva Mesina, poi Pinna, anzi si trattava di Carboni, all'indietro poi per Boi. Fideli va a mettere pressione, avanza anche Sarrizzu, allora il Castiadas che è costretto a ripartire da Mereu, il rilancio lungo, Minutolo ancora di testa, poi controlla Carboni, largo a sinistra c'è come sempre Porru, per il Castiadas la sovrapposizione da parte di Isaias nel duello ancora con Casu, vinto stavolta il duello da parte del laterale della Torres che poi rischia di perdere il pallone, ma c'era il fallo ai suoi danni, allora Torres che può usufruire di questo calcio di punizione, battuto all'indietro in direzione di Pinna. Si abbassa Merenda per ricevere il pallone, è pronta però la pressione da parte di Mesina, allora Pinna va lungo a cercare Fideli, provato a staccare ma il pallone è preda di Alessandro Pinna. Ora Mannoni che recupera, porge all'indietro per il laterale di sinistra Spanu, ora c'è Fideli ancora a spalle alla porta, interessante nelle intenzioni questo suggerimento per Sarrizzu, la misura non è quella giusta, ha provato a cambiare gioco la Torres, ancora a cercare la velocità di Sarrizzu, rimessa dal fondo per Mereu. 37esimo del primo tempo. La battuta lunga da parte del portiere del Castiadas, Mesina di testa a prolungare in direzione di Cordeddu,
calcio di punizione per gioco pericoloso in favore del Castiadas. Il tocco all'indietro per Carrus a cercare ancora sulla sinistra Porru, lascia rimbalzare il pallone, riesce poi a evitare l'intervento di Casu, che però dal canto proprio è bravo a tornare sulla sfera. Un rilancio lungo ancora ingiocabile per Ibba, bomber molto temibile ma che non ha, ripetiamo, ancora avuto dei passaggi interessanti. Qui scivola Minuto, attenzione ad Agostino che cercava Mesina al centro dell'area, ancora Mesina che viene fermato in qualche modo dal recupero provvidenziale da parte di Spanu. Uno scivolone di Minuto lo stava per costare caro la Torres al 38esimo. Il Castiadas che ha provato con D'Agostino e Mesina a portarsi ancora una volta pericoloso dalle parti di Pinna. Pinna che ora riceve questo retropassaggio e andrà ancora con il rilancio lungo, immaginiamo, verso Sarrizzu. È proprio il numero 7 rossoblu il destinatario di questo pallone, che viene raccolto poi in un secondo momento da Piga. Mannoni con il retropassaggio per Spanu che deve inseguire la sfera, la porge poi verso Merenda. Ora Fideli in avanti per Bianco, attenzione alla Torres, interessante questa manovra, Bianco può avanzare, c'è il passaggio sulla sinistra troppo lungo però per Fideli, Fideli che poi perde il duello con Alessandro Pinna. Merenda di testa qui d'anticipo, ora Piga, lo scambio sullo stretto e poi il pallone, un pizzico troppo corto ma Minuto ci arriva senza problemi. Ora cercato Sarrizzu, sempre con il passaggio in diagonale, ancora una buona lettura da parte di Mereu, questo pallone a dire il vero abbastanza facile. Carrus riparte, palla al piede, ha un po' di spazio per avanzare, serve in verticale D'Agostino, ora la sfera sulla sinistra per Porru, guarda verso il centro e poi serve la sovrapposizione di Saias, il pallone letto facilmente in questo caso da Minutolo, ancora il Castiadas in possesso del pallone, fermato in maniera regolare Porru, attenzione a Ibba che scatta in posizione regolare, qui Mereu con un intervento con i piedi puntuale, ancora il numero 1 del Castiadas, lo ripetiamo, molto giovane, classe 1998, è andato ad agire praticamente da difensore aggiunto. Intanto ci sono due giocatori a terra, uno per parte, Casu per la Torres e Saias invece, anzi si tratta di Mesina invece per il Castiadas. Il calcio di punizione è stato concesso ancora una volta in favore della formazione bianco-verde con D'Agostino che vuole incaricarsi della battuta, le indicazioni da parte del signor Scifo che ora deve placare le proteste di Porru. La barriera sistemata da Torepinna con il solo Mannoni. Cordeddu chiama lo schema, tutta l'area di voler proporre un cross, la battuta con il destro, Minutolo ancora dominatore delle palle alte. Il pallone che termina in fallo laterale da sinistra per il Castiadas. Porru lascia la battuta ad Agostino. 41esimo al nostro cronometro, 0-0 al Comunale Annunziata. D'Agostino guarda verso il centro dell'area, cerca Luigi Pinna, il pallone messo fuori da Casu. Ancora il Castiadas che può alimentare questa azione. Ora Piga lascia scorrere questo pallone verso Torepinna che avanza. Allora Torres che può provare a ricostruire ora con Minutolo, si abbassa per ricevere come sempre Mannoni, sulla sinistra la sfera per Merenda. Buona fino a questo momento la prima uscita in rossoblu da parte del giocatore in maglia numero 6. La battuta lunga di Pinna a cercare Ibba, lascia scorrere Boi, lascia scorrere anche Luigi Pinna verso Mereu che riparte. Poi ancora per il compagno di squadra in maglia numero 6 c'è Carrus attaccato da Sarrizzu. Carrus poi sulla pressione anche di Ibba deve scaricare in direzione di Luigi Pinna. Il lancio lungo per Porru, arriva su questo pallone di testa Casu, rimessa in gioco ancora per il Castiadas. Carrus mette giù, attaccato da Mannoni, gira su se stesso, Carrus riceve il fallo da parte di Mannoni, va a chiedere scusa il numero 10 rossoblu, un tocco sul piede d'appoggio che non è sfuggito al direttore di gara. Proteste abbastanza
veementi in questo momento da parte di mister Tore Pinna, che chiedeva probabilmente una sanzione disciplinare ai danni di Mannoni. Ancora Cordeddu che andrà a battere questo calcio di punizione con il destro, un pallone molto tagliato per cercare Luigi Pinna, non può controllare il numero 6. Tore Pinna che guarda in direzione di Ibba, va subito a servirlo con questo pallone lungo. Intervento di Carboni in acrobazia, palla oltre la linea laterale. Fasi conclusive del primo tempo, 43esimo al nostro cronometro, ripetiamo punteggio di 0-0 al Comunale Annunziata, 13ª giornata del campionato di eccellenza regionale. Il Castiadas da una parte che gioca per difendere il primato dal tentativo di ritorno da parte dello Stintino, dall'altra parte la Torres che vuole agganciare nuovamente la zona playoff, che le è sfuggita in seguito alla sconfitta interna della scorsa settimana al Vanni Sanna contro l'Atletico Uri. Torres trafitta dalla doppietta di Piras, non è bastato, come detto, il quinto gol stagionale di Stefano Sarrizzu per riuscire a mantenere la striscia positiva. Torres che si presentava alla sfida reduce da 4 successi consecutivi. Intanto calcio di punizione per i rossoblù, che possono dunque provarci sulla situazione di calcio piazzato. Attenzione a Minutolo, poi Fideli che devia alle spalle di Mereu, ma c'era ancora una volta la posizione di fuorigioco con il pubblico che ora va a beccare anche i giocatori della Torres. Protesta da parte di Fideli, è arrivata anche in questo caso, lo dobbiamo dire, in maniera tempestiva la segnalazione, dunque si rimane ancora sullo 0-0 con il signor Scifo che fa sistemare il punto di battuta di questo calcio di punizione. Dialogano Piga e Casu. Giocatori che agiscono spesso vicini nel 4-3-3 schierato da mister Tortora. Ora altro calcio di punizione, Minutolo si lamenta per un altro colpo subito al volto. 1 minuto di recupero intanto concesso, il minuto che inizia proprio in questo istante, dunque via ai 60 secondi supplementari prima dell'intervallo qui a Castiadas. Un pallone tagliato a cercare Mesina, viene letto bene qui da Piga, poi il tentativo parte di Boi per il Castiadas. C'era stato anche in questo caso il fischio da parte del direttore di gara e dunque ancora Pinna proverà a far partire un'altra trama offensiva per la Torres, presumibilmente l'ultima di questo primo tempo. Battuta di Pinna a cercare Ibba, che soccombe però nel duello aereo con Luigi Pinna. Termina allora la prima frazione qui al Comunale Annunziata di Castiadas, 0-0 il punteggio tra Castiadas e Torres nel match di cartello della 13ª giornata del campionato di eccellenza regionale. Noi ci andiamo a prendere una pausa, poi torniamo in diretta pronti a raccontarvi la seconda frazione. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo al Comunale Annunziata di Castiadas. Si riparte dal punteggio di 0-0 con il quale sono conclusi i primi 45 minuti di gioco. Ora raggiunge la panchina anche mister Sebastiano Pinna, tecnico del Castiadas. Si riparte con gli stessi effettivi, con gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione di gioco. Si attende il fischio da parte del signor Scifo di Nuoro, che arriva in questo istante. Subito l'intervento di testa da parte di Isaias per il Castiadas. Ora
Ora Sarrizzu all'indietro con il petto per Casu, perde il controllo del pallone, poi il Castiadas che prova a distendersi sul settore di destra con Mattia Cordeddu, arriva la sovrapposizione da parte di Alessandro Pinna, il suggerimento verso il centro dove c'era Mesina, intervento d'anticipo però da parte di Merenda, poi il colpo di testa di Boi, Carrus in avanti di testa Piga, ancora Carrus a tornare sulla sfera, attaccato da Mannoni, il lancio quasi a memoria verso Cordeddu, largo a destra, impegnato nell'1 contro 1 con Spanu, arriva anche Merenda, il cross che è preda di Tore Pinna, già rilanciato lungo l'estremo difensore della Torres, Alessandro Pinna di testa, poi Boi all'indietro, c'è Fideli, ancora Fideli, prova a puntare il suo avversario, entra in area Fideli, fermato poi da Boi e dunque calcio d'angolo da sinistra per la Torres. Prova a premere subito nelle battute iniziali di questo secondo tempo, ovviamente si tratta di rimessa laterale e non di calcio d'angolo. Il cross, Sarrizzu ha provato a impattare di testa, è stato però fermato, allora Carrus, si sviluppa il contropiede del Castiadas con Porru per D'Agostino, dall'altra parte c'è Cordeddu, attenzione al Castiadas, Cordeddu guarda verso il centro, il cross, il pallone messo fuori poi da Casu, non aveva giocatori avversari attorno a sé ma ha voluto in ogni caso evitare i rischi, il laterale di destra della Torres. Allora calcio d'angolo per il Castiadas che dunque ha provato a rendersi pericoloso con il contropiede, Cordeddu a incaricarsi della battuta del corner, arriva il pallone calciato da Cordeddu, basso, lascia sfilare Carrus per D'Agostino, D'Agostino attaccato da Mannoni, ancora sulla destra per Cordeddu che punta il fondo, cerca il dribbling su Spanu che in qualche modo devia il pallone. Poi si rimane sostanzialmente lì con la rimessa in gioco sempre per il Castiadas, D'Agostino. D'Agostino che in seguito al contrasto aereo con Minutolo del primo tempo deve portare questa vistosa fasciatura. Ora un contrasto con Merenda e Mesina protagonisti, Saias largo a sinistra a cercare Porru. Buono l'intervento in questo caso da parte di Casu per la Torres, Castiadas ha rimesso in gioco Carrus per Porru, non riesce a trovare lo spazio per il cross, allora Casu poi fermato, calcio di punizione in favore della Torres. Terzo minuto del secondo tempo. Vedremo anche quelle che saranno le mosse, gli adeguamenti tattici da parte dei due tecnici nel corso di questo secondo tempo. Mister Tortora che nel match di Terralba riuscì a sbloccare l'incontro inserendo proprio Fideli oltre che Bianco all'inizio della seconda frazione. Qui Spanu non riesce a tenere in gioco il pallone, allora si riparte con la rimessa con le mani per il Castiadas. Deve arretrare la propria posizione Alessandro Pinna. La pressione della Torres, Cordeddu in avanti, colpo di testa di Spanu, poi prova a controllare Carboni che lancia in avanti verso Mesina, è in vantaggio però Merenda che protegge bene questo pallone, ancora Merenda, poi prova a calciare in avanti, cerca di guadagnare almeno un fallo laterale, non ci riesce, però poi Fideli a caccia di questo pallone, arriva a contatto con Alessandro Pinna, il pallone viene assegnato, c'è un istante di indecisione tra l'arbitro e l'assistente, il signor Scifo si prende la paternità di questa segnalazione visto che non arrivavano collaborazioni da parte del suo primo assistente. Il Castiadas ha recuperato il pallone e ora attacca con Cordeddu da destra, Cordeddu vince il rimpallo, spazza però Merenda e poi deve disinteressarsi del pallone perché era in evidente posizione di offside Fideli. Mereu riparte la manovra del Castiadas ora con Luigi Pinna, il tocco in orizzontale per Boi, da Boi ancora Luigi Pinna, ora il Castiadas ad agire
Quindi il giro palla arretrato, il pallone che è stato però già recuperato dalla Torres con Casu all'indietro, minuto, lo merenda. Il dribbling elude l'intervento di D'Agostino e poi lancia in avanti per Sarrizzu. Cerca di arrivare sul pallone il numero 7 della Torres, non riesce a farlo però in tempo utile, rimessa con le mani sempre per i padroni di casa. Ora Porru trova bene Mesina, attenzione anche a Cordeddu che ha spazio, c'è D'Agostino, Spanu deve prodigarsi sul numero 10 avversario. Tentativo di dribbling a rientrare da parte di D'Agostino, buono il recupero di Spanu in questo caso, intervento tempestivo in zona difensiva, riparte la Torres, ora con Casu, sesto minuto del secondo tempo, Piga, Sarrizzu, lo scambio sullo stretto e poi all'indietro ancora verso Casu, il pallone lungo per Ibba, svetta Boi, ha recuperato Sarrizzu mentre sono pronti due cambi nelle fila del Castiadas. Sarrizzu cerca la fuga sulla destra, attenzione a Sarrizzu che vince anche il rimpallo, cerca di guadagnare un corner, non ci riesce, un po' chiuso in quella zona del campo Sarrizzu, non trova sbocchi, deve inventarsi qualcosa, cerca nuovamente di ottenere un corner, nemmeno in questo caso è fortunato. Allora confermiamo quanto detto in precedenza, pronto un doppio cambio per il Castiadas con mister Sebastiano Pinna che manderà in campo Contu e Martinez, almeno così sembra, mentre ora c'è Carrus attaccato da Mannoni, il lancio in diagonale sempre a cercare Cordeddu, pallone troppo arretrato, non viene ancora autorizzato il cambio per il Castiadas, qui rischia un pochino la Torres su questo retropassaggio, poi l'intervento con il petto da parte di Boi, chiedeva un fallo Carboni, non arriva, proteste da parte del pubblico che va a beccare qualche giocatore della Torres. Il cross da sinistra verso Mesina, manca l'impatto con il pallone, poi Merenda in qualche modo riesce a far giungere il pallone in direzione del suo portiere Torepin, che ora chiede ai suoi compagni di avanzare la posizione prima del rilancio lungo. Torepin a cercare Ibba, il colpo di testa deciso di Alessandro Pinna. Ancora un fallo laterale per la Torres, prima però ci sarà il cambio. Allora esce Porru ed entra Contu, che è stato match winner della sfida su questo campo contro il Muravera di 2 settimane fa. E poi ancora esce Sayas con la maglia numero 3 e fa il suo ingresso in campo con il numero 18 Martinez. Mister Sebastiano Pina che va ad accogliere con un applauso l'uscita dal campo di Sayas. Dunque l'intento del mister del Castiadas sembra essere quello di spingere un po' di più nel corso di questo secondo tempo. Qui la Torres perde il controllo del pallone, Carboni in verticale, bene per Mesina, riesce a calciare in scivolata praticamente, ma ha chiuso lo specchio della porta a Torepin. Poi Fideli a spazzare Carrus di testa, attenzione ad Agostino che guarda la porta, calcia con il mancino, il pallone in bocca praticamente a Torepin che fa su il pallone con sicurezza e poi calcia fuori perché ha qualche problema. Ha bisogno dell'intervento da parte dello staff medico il portiere della Torres, esperto estremo difensore nativo di Sorso. Probabilmente proprio l'impatto con il pallone calciato da D'Agostino gli ha creato qualche problema che ora sembra in via di risoluzione. Torepin che è secondo giocatore di tutti i tempi per numero di presenze in rossoblù, tornato in campo da capitano nella scorsa sfortunata stagione in Serie D. Nessun problema per lui, lo vedete
è pronto a far partire una nuova azione per la Torres, 10° del secondo tempo, da Minutolo a Casu, poi Mannoni attaccato da Mesina, si libera del pallone lanciando in verticale verso Iba, l'anticipo di Pinna e poi Boi per il Castiadas, prova a farsi vedere Cordeddu che ora si lancia in una corsa a perdifiato sulla destra, ma Carrus non trova una linea di passaggio pulita, allora Carboni attaccato alle spalle perde il pallone, vediamo se la Torres riesce a organizzare una ripartenza. Castiadas che però con la sua pressione furiosa costringe i rossoblù a indietreggiare fin dalle parti di Tore Pinna, il lancio lungo che è preda di Luigi Pinna, Contu, pallone un po' corto, ancora Contu sulla pressione di Sarrizzu, deve cercare di venire fuori da quella situazione, lo fa bene, poi appoggia verso Carrus, avanza Carrus, il lancio a cercare Cordeddu di testa d'anticipo, bene qui Spanu, Fideli mette giù il pallone attaccato alle spalle da Carboni, poi Pinna ancora a controllare, attendiamo anche le contromosse da parte di Mister Tortora dopo il doppio cambio eseguito da Pinna. Con il petto Fideli ha recuperato Cordeddu, ancora Cordeddu che prova ad accelerare, fermato poi dal recupero proprio di Fideli, l'intervento di Piga, il pallone che termina tra le braccia di Pinna. Sarrizzu qui ottiene un prezioso fallo laterale, Torres che avanza, allora fallo laterale da destra, non ci sono giocatori rossoblù a riscaldarsi in questo momento, anzi sì, sono alla parte opposta rispetto alla nostra postazione, li andremo a identificare il prima possibile. Intanto eseguito il fallo laterale, Mannoni qui sosteneva di non essere stato l'ultimo a toccare, il fallo laterale viene concesso allora al Castiadas. Contu, Carrus, poi ancora Contu, lungo in avanti a cercare Mesina, ancora Minutolo di testa, poi controlla Merenda, Piga, l'ultimo tocco è stato di D'Agostino, rimessa in gioco per i rossoblù con Casu a eseguire in direzione di Sarrizzu, difettoso qui il controllo parte del giocatore in maglia numero 7. Minutolo di testa, ci arriva Carboni che lancia poi ancora la corsa di Cordeddu, Cordeddu cross verso il centro, ci mette una pezza in questo caso Spanu, concede però il corner da destra al Castiadas con Cordeddu che è pronto a battere. La battuta di Cordeddu con il destro, il pallone rimesso verso il centro da parte di Boi, poi Fideli spazza dove c'è Contu, il Castiadas che può ancora attaccare affidandosi come sempre sulla destra a Cordeddu, un altro cross verso il centro, Pinna non riesce a controllare, poi Carrus si divora il gol del vantaggio per il Castiadas, Castiadas che è ancora in possesso del pallone, ora D'Agostino, l'anticipo però da parte di Casu, le proteste ancora una volta da parte del pubblico. Mesina calcia con il mancino, pallone abbondantemente alto, nuovo squillo allora da parte dei padroni di casa e ora alza la voce Tore Pinna verso i propri compagni di squadra, re di qualche disattenzione di troppo in zona difensiva. Il pubblico rumoreggia per ma tanta attesa prima del rilancio lungo di Pinna. Ora sul pallone c'è Merenda, messo giù, fallo puntualmente segnalato dal direttore di gara, 15° nel corso del secondo tempo. Il punteggio è inchiodato sullo 0-0. Castiadas più pericoloso della Torres fino a questo momento.
La rimessa con le mani di Contu, va a cercare D'Agostino, l'ultimo tocco è stato di Casu, ha rimesso in gioco il pallone, cercato qui Mesina che finisce giù sull'attacco di Merenda, attacco falloso secondo l'interpretazione arbitrale. Hanno provato una battuta rapida i giocatori del Castiadas, dovranno però ripetere con Cordeddu, un motorino là sulla destra. Sta creando dei grattacapi nonostante la buona prestazione fino a questo momento di Spanu. Ora si gira Martinez, prova a calciare il pallone che Simpen, termina docile tra le mani di Torrepinna. Rilanciato lungo il pallone, Sarrizzu ha provato un aggancio volante che sarebbe stato notevole, ma non riesce a mantenere il controllo del pallone. Castiadas che riparte allora con Carrus. D'Agostino mette giù con il petto, elude l'intervento di Piga per vie centrali, ora in direzione di Martinez, attaccato alle spalle da Bianco. Sulla sinistra c'è Contu, ora D'Agostino, ancora il dialogo tra i due. Contu cerca il numero su Casu che però è bravo a tornare sul pallone, concede però una rimessa in gioco sempre ai sarrabesi. Carrus, il cross verso Cordeddu, tutto facile anche in questo caso per Pinna. Rilancio lungo di Pinna, colpo di testa da parte di Boi, poi Mannoni fermato in maniera regolare secondo l'arbitro. Allora Mesina ha provato a lanciarsi in contropiede, ancora Pinna in anticipo sul pallone, Mannoni è rimasto a terra in seguito al contrasto precedente. Dunque ha messo il pallone fuori, il suo estremo difensore. Mannoni sembra potersi rialzare senza grossi problemi. Intanto a breve vi andremo ad aggiornare sui risultati che arrivano dagli altri campi del campionato di eccellenza regionale. Qui attaccato in maniera irregolare Minutolo, da parte di Martinez, comandato il calcio di punizione. Sarà lo stesso Cataldo Minutolo a battere, scivola al momento di calciare, allora Ibba non potrà tenere questo pallone. Si è visto poco Ibba, ma come abbiamo più volte sottolineato ha avuto davvero pochissimi palloni giocabili, forse nessuno addirittura all'interno di questa partita. Intanto Merenda colpisce di testa verso Piga, Fideli provava a farsi vedere ancora una volta, Cordeddu per Carboni, ora D'Agostino di petto, il dialogo con Martinez. D'Agostino insegue questo pallone e riesce a mantenerlo in campo. Carrus esita sulla pressione di Sarrizzu, poi si appoggia in direzione di Contu. Arriva ancora Carrus, il pallone a cercare Cordeddu, largo a destra, intercettato però dai giocatori della Torres che ora possono provare a ripartire, anche se questo controllo di palla da parte di Bianco non è perfetto. Ora Spanu, questo suggerimento a tagliare il campo verso Sarrizzu, è più rapido di Contu nella circostanza. Sarrizzu che ora cerca di entrare in area, finisce giù, non arriva il fallo nemmeno in questo caso in favore del giocatore della Torres che rimane a terra. Torres che ha recuperato il pallone, attenzione a Fideli, prova a rincorrere la sfera, ci arriva Ibba, fischio arbitrale, posizione di fuorigioco da parte di Ibba. Questa sembra essere la segnalazione. Allora calcio di punizione per il Castiadas, un'occhiata al cronometro, siamo al 20° della ripresa, sempre 0-0 il punteggio qui al Comunale Annunziata di Castiadas nel match di cartello della 13ª giornata del campionato di eccellenza regionale. Allora arrivano i risultati dagli altri campi. Atletico Uri in vantaggio sul Taloro Gavoi per 2-1, pareggia lo Stintino in casa del Ghilarza 1-1. Poi ancora 0-0 tra Guspini Terralba e Samassi, 1-1 tra Monastir Cosmoto e Sorso. Vantaggio orrolese nella sfida delicata in zona salvezza
con il Calangianus. Intanto la Torres ci ha provato con questo cross da destra, letto però bene da parte di Mereu. Dicevamo 0-0, le altre due sfide, quelle tra Tonara e Muravera, e Valledoria e Ferrini. Intanto è pronto il primo cambio per la Torres. Sulla lavagnetta sembra essere indicato il numero di maglia di Ibba, che dunque potrebbe presto abbandonare la contesa. Ora l'intervento di testa sempre puntuale e pulito nella sua prestazione Spanu. Qui Fideli avanza, palla al piede, ancora Fideli, Mannoni e poi all'indietro per Merenda. Piga, pronto a entrare il giocatore in maglia numero 17 Scioni. Sarrizzo all'indietro per Piga, guarda verso il centro dell'area, Piga, il cross era indirizzato verso Bianco, bella qui l'uscita da parte di Mereu. Carboni, riparte il Castiadas, ora con Davide Carrus, sulla sinistra D'Agostino. Martinez riceve il pallone in verticale, ancora Martinez, su di lui la pressione da parte di Piga, il cross sul secondo palo, c'era ancora Cordeddu in agguato, preferisce evitare rischi. Spanu che prolunga la traiettoria del pallone colpendolo di testa. Tutto pronto allora per il primo cambio di questa partita per la Torres. Esce proprio Ibba. Esce Ibba ed entra in campo con il numero 17 Scioni. Dopo qualche istante di esitazione dunque si porta verso il centro del campo Cristian Ibba, 3 reti fino a questo momento nella sua stagione, attaccante ex San Teodoro. Ripetiamo, oggi non ha avuto modo di mettersi in mostra perché raramente ha avuto dei palloni giocabili. Ingresso in campo, allora lo ripetiamo, di Scioni. Calcio d'angolo per il Castiadas, colpo di testa qui di Alessandro Pinna che ha cercato e trovato l'impatto con la sfera abbondantemente, però fuori alla destra della porta difesa da Pinna. Si rimane sullo 0-0 al 23esimo del secondo tempo. Castiadas che fino a questo momento sembra premere con maggior convinzione rispetto alla Torres. Il rilancio di Tore Pinna sui piedi del nuovo entrato Scioni, cerca subito una fuga sulla destra, fermato in maniera irregolare da parte di D'Agostino. Calcio di punizione in favore dei rossoblù con Mannoni che attende anche l'arrivo di Minutolo sulla tre quarti avversaria. Fischio arbitrale, parte Mannoni, il pallone molto alto e profondo e ancora una bella uscita di Mereu che ha levato il pallone dalla testa di Minutolo. C'era stato anche il fischio arbitrale e dunque il numero 1 del Castiadas va a battere il calcio di punizione. Pallone lungo con il destro a cercare Mesina, di testa Merenda. Buona la prestazione sia di Merenda che di Minutolo fino a questo momento. Il cross totalmente sbilenco in questo caso da parte di D'Agostino, allora rimessa dal fondo per Tore Pinna. Già 2 cambi per il Castiadas, lo ricordiamo, Castiadas che ha spedito in campo Contu e Martinez. Il solo Scioni invece è andato a entrare dalla panchina per la Torres. Ora Fideli sembra agire al centro dell'attacco con Sarrizzu alla sua destra e Bianco a sinistra. Centrocampo invece con Scioni, Mannoni e Piga. Dunque mister Tortora ha ridisegnato così la propria formazione al momento dell'uscita di un perno offensivo importante come Ibba. Contu in avanti, cerca e trova Martinez, difettoso però il suo stop con il petto.
Ora il contrasto con Carboni, che è stato l'ultimo a toccare per il Castiadas. Shoni andrà a rimettere in gioco con le mani, anzi lascia l'incombenza a Casu. Minutolo, il tocco verso Piga, poi Shoni, Casu, il dialogo sullo stretto, Shoni, il cross, mette fuori di testa Boi, poi Mannoni allarga per Bianco. Attenzione a Bianco, c'è Spanu che guarda la porta, prova a calciare, l'intervento di Mereu con Shoni che è andato poi ad avventarsi sulla respinta. Non è finita, la Torres propone un altro cross verso il centro dell'area, ancora una posizione di offside e ancora una volta oltre tutti c'era Fideli, dunque punizione per Mereu. In precedenza ha voluto intervenire sul diagonale di Spanu, pallone che sembrava, almeno da questa posizione, destinato a terminare la propria corsa oltre la linea di fondo. Intanto ora la punizione per il Castiadas con Carrus. Il pallone morbido di Carrus, ha provato l'intervento aereo Luigi Pinna, poi Martinez mette giù, spalle alla porta, il tentativo di Carboni ribattuto, poi Cordeddu che cerca di tenere in campo il pallone che però termina oltre la linea di fondo, corner ancora per il Castiadas. E ora, incitato dal proprio pubblico, vuole trovare il gol del vantaggio. Il cross di Cordeddu, il colpo di testa ribattuto, poi ci prova Alessandro Pinna e c'è il grande intervento di Tore Pinna che eleva il pallone dall'angolino. Un giocatore della Torres è rimasto a terra, si tratta, se non vediamo male, di Piga. E ancora il rimbrotto a muso duro, il capitano della Torres verso i propri compagni, ancora una volta non puntualissimi in zona difensiva. Ha rischiato grosso la squadra di Tortora, che ora si deve difendere da una nuova offensiva del Castiadas. Il pallone che danza, pericoloso all'interno dell'area piccola, ha provato a colpire di testa Boi, in questo caso pallone alto sopra la traversa, ma ancora c'è stato da soffrire per Pinna e compagni. Gran parata e gran prontezza di riflessi a dispetto della carta d'identità per Tore Pinna, che ora rilancia lungo. Fideli perde il duello aereo con Boi, poi Cordeddu in avanti in direzione di Martinez, ci arriva però Spanu. Ora Alessandro Pinna, Carrus e poi Carboni sempre in avanti, ancora Spanu. Fideli gira ma sui piedi sbagliati, quelli di Davide Carrus. D'anticipo Minutolo spinto alle spalle, non ravvisato questo fallo da parte del direttore di gara. Ora può correre Shoni, ha spazio, prova un interessante suggerimento in verticale per il taglio di Sarrizzu. Ora Castiadas perde il controllo del pallone, può salire la Torres con Casu. Sarrizzu vince il rimpallo, attenzione ancora a Sarrizzu, fermato l'intervento di Luigi Pinna. Bianco mette giù bene il pallone con il petto, non riesce però poi a dialogare con Spanu, prova a lanciarsi sulla destra Pinna. Il Castiadas chiede invano una spinta ai danni del proprio laterale di destra. Qui Carboni cercava con un numero di eludere l'intervento dell'onnipresente Spanu. Rimessa in gioco per la Torres. Fideli all'indietro per Spanu, prima di tutti ci arriva Carboni, poi Martinez a contrasto con Fideli, recupera la Torres che ora ha spazio sulla sinistra con Spanu. Attenzione a Spanu, prova ancora a calciare, stavolta la traiettoria è facilmente intercettata da Mereu. Comunque intraprendente, lo ripetiamo, Spanu, buona la sua partita sulla sinistra. Siamo nel corso della mezz'ora del secondo tempo qui al Comunale Annunziata di Castiadas, il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Ora il fallo è stato subito da Merenda per la Torres.
È lo stesso giocatore in maglia numero 6 che va a incaricarsi della battuta del calcio di punizione, servendo Minutolo, Casu e poi Mannoni, attaccato da Mesina, sventaglia sulla sinistra per Bianco, Cordeddu in avanti, anticipo secco di Merenda e poi Mesina che non può assolutamente arrivare su questo pallone. Rimessa in gioco da zona difensiva per la Torres. Torres che, lo ripetiamo, qualche minuto fa, in virtù dell'uscita di Ibra, ha ridisegnato il proprio tridente offensivo, qualche variazione anche a centrocampo con Bianco che è andato ad avanzare la propria posizione nel tridente largo a sinistra. Centralmente il riferimento è Fideli, sulla destra invece è rimasto Sarrizzu, Scioni. E ovviamente sulla linea dei centrocampisti, attenzione qui alla Torres con l'intervento di Mereu che ha rischiato grosso sul tentativo di Bianco. I due sono andati a contrasto anche in maniera abbastanza dura, rimane a terra ma senza particolari problemi il portiere del Castiadas. Torres pericolosa allora al 32esimo del secondo tempo. Vediamo se la squadra di Tortora riesce a salire di colpi nel corso di questo finale. Spanu in avanti, Sarrizzu è in agguato, Pinna in anticipo ed è puntuale con l'intervento di testa ancora il portiere del Castiadas. Ancora il rilancio lungo. Castiadas in possesso del pallone. Ci piace sottolineare la buona prestazione di diversi giovani protagonisti all'interno di questa partita. Mereu per il Castiadas, lo ricordiamo, classe 98, per la Torres è stato molto bravo Spanu sulla sinistra, lui classe 97, anche il collega sul versante opposto, Casu, è stato autore di una prestazione ordinata. Intanto è arrivata la battuta del calcio di punizione, D'Agostino prima di Casu, poi Martinez. Minutolo qui protegge il pallone usando il fisico, riceve la spinta da D'Agostino che riceve anche il cartellino giallo. Qualche parola di troppo allora all'indirizzo del direttore di gara, gli costa il giallo. Un altro giocatore mandato a scaldarsi da mister Tortora, vedremo se arriveranno degli altri cambi allora in vista del rush finale di questo incontro. Pinna a battere il calcio di punizione, corto verso Minutolo, da ripetere la battuta. Non era arrivato il fischio da parte del direttore di gara. Ora un altro fischio arbitrale, stavolta a comandare un calcio di punizione in favore del Castiadas. Luigi Pinna per Contu. Carrus all'indietro ancora per Luigi Pinna. Casu all'indietro per Pinna. Pinna studia la situazione prima di andare a rilanciare, non in maniera perfetta. Attenzione a Carrus, poi l'intervento di Merenda. Sarrizzu per Scioni. Attenzione a Scioni che attende la sovrapposizione da parte di Casu. Ora servito Casu, rientra e poi il cross con il mancino verso Bianco, colpisce di testa Bianco due volte, poi Sarrizzu a caccia del pallone all'indietro per Spanu, il cross verso il centro in direzione di Scioni, poi libera l'area D'Agostino. Attenzione alla Torres che sembra poter crescere in questo finale e attenzione anche al Castiadas che ora ha spazio per cercare di impensierire i rossoblù. Con grande freddezza Merenda all'indietro per Pinna, il pallone lungo, non ci sono maglie rossoblù in quella zona. Contu controlla, rischia però sull'intervento di Fideli, rimane a terra Sarrizzu, il pallone è ancora in gioco, viene poi messo oltre la linea laterale da Fideli. Dunque può permettere i soccorsi al compagno di squadra. Torniamo a dare un'occhiata a quanto sta succedendo sugli altri campi. Atletico Uri in vantaggio per 4-1 sul Taloro Gavoi, pari per 2-2 invece
tra Ghilarza e Stintino, risultato questo molto interessante. Resiste lo 0-0 tra Guspini Terralba e Samassi. Sorso in vantaggio per 3-1 sul campo della Monastier Cosmoto, 3-1 anche per l'Orrolese sul Calangianus. Poi ancora vantaggio Muravera sul campo del Tonara, 0-0 invece tra Valle d'Oria e Ferrini. Attenzione qui al tentato da Sarrizzu, è arrivato l'anticipo di testa, il Castiadas che si può distendere ora in contropiede. Al 36esimo del secondo tempo Cordeddu può avanzare, palla al piede, Cordeddu centralmente per D'Agostino, all'indietro poi per Carboni, il pallone deviato da Scioni, poi completa il recupero Casu. Attenzione ora Sarrizzu, la Torres in contropiede con Fideli che però è in posizione di fuorigioco, si dispera Fideli che si gira in direzione della propria panchina, la panchina gli dice sì, eri in posizione di fuorigioco, e allora si placano sul nascere le proteste del numero 11 in maglia rossoblu. Castiadas che avanza, allora Contu a eseguire la rimessa in gioco con le mani, si fa vedere Carrus, non può ricevere in un primo momento, lo fa in un secondo. Poi il contatto tra Merenda e Mesina, con Merenda che va a prendere a muso duro per un istante il suo avversario, reo di essersi lasciato cadere troppo facilmente. Intervento di Casu a recuperare il pallone. È pronto intanto un nuovo ingresso in campo per il Castiadas, uscirà con tutta probabilità D'Agostino. A terra Sarrizzu, non c'è fallo, protesta Fideli. Castiadas che allora può portarsi sulla tre quarti con Martinez, finisce a terra, calcio di punizione per i sarrabesi. Ovviamente il vantaggio del Sorso sul campo della Monastier Cosmoto potrebbe ridisegnare un'altra volta le gerarchie, i primi tre posti in classifica. Mentre è tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione. D'Agostino sulla sfera assieme a Cordeddu. Salgono i saltatori del Castiadas, Boi e anche Luigi Pinna, Martinez, Mesina, oltre a Carrus, Alessandro Pinna anche bravo negli inserimenti, sono tutti nell'area di rigore della Torres. La battuta sembrava essere in porta da parte di Cordeddu, rimane a terra intanto Merenda per la Torres, si tocca la nuca, non ci sono particolari problemi per lui. 38esimo del secondo tempo, c'è ancora da attendere prima del terzo cambio per il Castiadas, è pronto un cambio anche per la Torres, probabilmente sarà Virdis a entrare a questo punto del match, Virdis classe 2000 di mister Tortora. Seguiamo l'azione intanto di Fideli che prova a rientrare, poi va a commettere fallo sull'intervento di Carboni. Calcio di punizione con Mereu che andrà a battere, e arriva la sostituzione per mister Pinna con l'ingresso in campo del giocatore in maglia numero 16 Frau. Uscirà D'Agostino, cambio anche per la Torres come preannunciato, esce Fideli ed entra Virdis. E mister Tortora che decide in extremis di provvedere anche a un altro cambio con l'ingresso in campo di Marcello Pitta con la maglia numero 14. Esce Bianco per i rossoblù. Vedremo come cambierà ancora lo scacchiere della Torres. Osserviamo questi primi possessi per vedere come andranno a sistemarsi gli uomini in campo.
Ora Virdis che va ad agire nella posizione che in precedenza era occupata da Bianco, quindi largo a sinistra nel tridente d'attacco. Pitta invece sulla linea dei centrocampisti, Minutolo intanto in avanti, il pallone toccato di testa, recuperato poi dal Castiadas. Il lancio sulla destra per Cordeddu, lo stop con il petto è buono, poi Pitta è l'ultimo a toccare per la Torres, concesso un corner da destra al Castiadas, 41esimo del secondo tempo. Cordeddu è pronto a eseguire. Il pallone di Cordeddu verso il centro dell'area, finisce a terra un giocatore della Torres, i rossoblù riescono a spazzare l'area, poi Contu a proporre in avanti, Minutolo libera, Sarrizzu prolunga la traiettoria della sfera che è preda nuovamente di Contu, ha cercato di lanciare poi il 14 del Castiadas di prima intenzione, Cordeddu, rilancio però non con la giusta misura, Pinna recupera il pallone per la rimessa dal fondo. 42esimo, dunque 3 minuti più recupero ancora da giocare qui al Comunale Annunziata di Castiadas. La battuta di Tore Pinna, svetta Boi in maniera regolare secondo il direttore di gara, poi Contu con il pallone alzato a campanile che è preda di Mannoni, mette fuori il pallone Mannoni ma Sarrizzu si era alzato nel frattempo. Ora Mesina restituisce il pallone a Pinna, riparte allora la Torres. Di testa Carrus. Pallone che esce oltre la linea laterale, ora rimesso in gioco da Casu. In testa l'intervento di Frau per il Castiadas, poi Minutolo che va a spingere su Martinez, calcio di punizione per il Castiadas. Carrus all'indietro, poi ancora Contu, buono il lavoro di Contu sulla sinistra, fermato poi dall'intervento di Piga. Mesina era riuscito a tenere in campo il pallone. Qualche istante di incertezza, arriva poi la segnalazione del fallo laterale in favore della Torres. Di testa Contu verso Carrus che alza il pallone, poi libera calciando in avanti Pitta. Mereu, il tocco in direzione di Luigi Pinna, avanza Luigi Pinna, poi si va costantemente a cercare sulla destra Cordeddu, il tocco verso Martinez, attenzione a Mesina, il pallone verticale ancora per Cordeddu, ottima la chiusura qui di Minutolo che protegge l'uscita di Pinna, il pallone per l'attaccante del Castiadas era anche abbastanza lungo, dunque nessun rischio in questo caso reale per la Torres. In testa l'intervento di Luigi Pinna, Cordeddu con il ripiegamento difensivo, Mannoni, Merenda, poi l'ultimo tocco da parte di Alessandro Pinna. Attendiamo a momenti le indicazioni del recupero perché il tempo regolamentare sta per scadere. La rimessa con le mani per Spanu, va a cercare Pitta, ancora Spanu, Pitta può girarsi, cerca ancora sulla sinistra Spanu, intervento in tackle scivolato da parte di un attentissimo Alessandro Pinna. Rimessa con le mani eseguita in direzione di Mannoni, poi Piga che cambia gioco sulla destra dove arriva la corrente Casu, il cross verso Mereu che non ha difficoltà nel far suo il pallone.
sta per arrivare la segnalazione del recupero. Dovrebbero essere solo 2 minuti supplementari. È così, 2 minuti di recupero. Mentre è pronto un altro cambio per il Castiadas, entrerà il numero 17 Piras ed esce Cordeddu, che ha speso davvero tanto, va sulla destra. Ora Mister Tortora a gran voce comanda degli adeguamenti difensivi in seguito a questa sostituzione. Il direttore di gara nuorese si avvicina verso la panchina, ci sarà probabilmente un'espulsione per uno dei componenti appunto della panchina del Castiadas. Arriva anche Capitan Davide Carrus per cercare di far cambiare idea al signor Scifo, che ha ormai estratto il rosso, vedremo per chi. Avete visto il cartellino rosso per Saias probabilmente. Dunque espulso Saias dalla panchina per il Castiadas in questo finale che si è fatto incandescente. Ha chiesto invano la concessione di un calcio di rigore in precedenza alla formazione di casa con Carboni, che aveva tentato il dribbling, poi era finito giù. Torre Pinna con la battuta lunga. Finisce qui allora il match tra Castiadas e Torres, reti bianche, 0-0 il punteggio al Comunale Annunziata. Per noi ora una pausa, poi torneremo in diretta per le interviste del post partita. Torniamo in diretta, sono in compagnia del mister della Torres, Tortora. Mister, a questo punto sul campo della capolista o ex capolista, andremo poi a verificare i risultati dagli altri campi, può essere accolto con favore dalla Torres? Ma sicuramente sì, perché è una squadra di tutto rispetto, è una squadra forte, attrezzata, attrezzatissima. Noi siamo sulla via ancora della guarigione, diciamo che stiamo cercando di ricostruire un pochino tutto nella testa, nelle gambe, nell'animo dei giocatori, però sono felice oggi per questo pareggio, perché è un pareggio molto significativo, insomma, una squadra che ha lottato sulle botte in un campo molto difficile, quindi siamo contenti. C'è stato l'inserimento positivo da parte del nuovo acquisto Merenda, direi anche una buona prova ancora una volta da parte dei laterali, tutti e due molto giovani. Non era una partita semplice questa da interpretare anche dal punto di vista tattico, i tuoi ragazzi lo hanno fatto però bene. La mia idea tattica è sempre uguale in tutti i campi, quindi non cambia niente da questo punto di vista. È chiaro che dei giovani ci fa ben sperare, oggi è partito un 2000 all'inizio, poi è entrato un altro 2000 come Virdis, è un continuo cercare di costruire una grande Torres. È chiaro che ci vuole un po' di tempo, ma io sono molto fiducioso, sono convinto di portare questa squadra molto in alto.
Erano arrivati quei 4 successi in fila che sembravano lanciare la Torres verso le zone nobilissime della classifica. Sabato scorso cosa è successo? È successo niente, normale amministrazione, a parte che eravamo andati in vantaggio, diciamo che è un rigore discutibilissimo, ci ha un po' stroncati, devo dire la verità, fermo restando che loro hanno giocato una bellissima partita, quindi, ma non cambia niente nel calcio, l'importante secondo me è l'atteggiamento, la squadra ha un atteggiamento importante, io spero di farglielo tenere così fino alla fine, cercando di migliorare qualcosa anche in fase di mercato e potremo dire la nostra, sono convinto. Questa partita era un po' particolare. Ovviamente la Torres è felice di questo punto conquistato, dalla prossima sfida si andrà a caccia del bottino pieno perché bisogna mettere filo in cascina. Sì, anche oggi eravamo a caccia del bottino pieno, però dobbiamo fare i conti con gli avversari. Onestamente è una squadra strutturata, una squadra ben messa in campo, quindi non bisogna essere fra virgolette egoisti o presuntuosi nel calcio, è un punto importante, uno scontro diretto, al ritorno le avremo in casa, quindi insomma noi cerchiamo di fare la nostra strada, siamo convinti di poter far bene. Grazie mille allora a mister Tortora. Ancora una piccola pausa per noi, cercheremo di avere altri ospiti ai nostri microfoni, rimanete su Directa Sport. Torniamo in diretta, sono in compagnia di mister Sebastiano Pinna. Mister, è arrivato un pareggio casalingo, la Torres lo accoglie con favore, il Castiadas? Ma io guarda, vado sempre oltre un po' il risultato, è chiaro che non ci premia lo 0-0 perché per quello che si è visto in campo, probabilmente se c'è una squadra che ha creato i presupposti per vincere è stato il Castiadas, abbiamo avuto 2 o 3 palle gol importanti, Torre Pinna credo che un paio si sia anche superato. Non cambia niente, ripeto, sono partite poi di vertice dove ci sta anche che non raccoglie l'intera posta in palio, quello che mi interessava era la prestazione, stiamo bene, abbiamo costruito contro una squadra comunque che, dimentichiamoci, la Torre è costruita per vincere, grande blasone dietro, grande storia, acquisti l'ultima ora messi subito in campo, quindi hanno forza economica, ma è normale, come giustamente devono fare in una piazza così importante. Però io faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo dimostrato grande maturità, abbiamo fatto la partita credo costantemente, esponendoci anche pochissimo alle loro ripartenze, non dimentichiamoci che davanti avevano 3 signori attaccanti, Iba, Fideli e Sarrizio, quindi abbiamo concesso veramente poco. Forse le uniche palle che hanno costruito erano già segnalate col fuorigioco, quindi poi altre occasioni loro io non me le ricordo. Però ripeto, sono molto contento perché non bisogna vivere solo di risultati, ma bisogna vivere anche di prestazioni, la squadra in salute sta bene, quindi adesso, anzi, il mio pensiero è già domenica a voi perché troveremo un ambiente caldo, una squadra che in casa non ha mai perso, credo, quindi avremo veramente un test difficile. Il Sorso ha vinto a Monastir. Allora a questo punto è primo in classifica, immagino cambi poco, l'abbiamo detto spesso nel corso di questo inizio di campionato per il Castiadas che guarda soprattutto a se stesso. Sì, non cambio quello che ho detto una settimana fa perché ho grande equilibrio nella mia testa e in quello che è tutto il mio modo, ma anche della società e dei ragazzi di fare calcio. Credo che se il Sorso in questo momento è primo con merito, un punto, però giustamente si gode la vetta. Per noi cambia poco, non so neanche onestamente se siamo secondi o terzi, ma in questo momento mi interessa poco. Mi interessa che la squadra continui a fare quello che sta facendo, perché ripeto, adesso abbiamo una settimana difficile, andremo su un campo in terra battuta, una squadra che in casa quest'anno sta facendo grandi cose, tra l'altro è una squadra anche di ottimo valore, perché ha ottimi giocatori e di buonissimi giovani, quindi dobbiamo continuare su questo percorso fatto di grandi certezze e pensare a prepararci bene per domenica. Ti chiedo anche le emozioni, le sensazioni nel affrontare la Torres da avversari. Ma emozioni, onestamente, le emozioni per me questa era una partita, se l'avessi affrontata in una categoria diversa probabilmente forse potevo dire emozioni diverse, ma mi dispiace vederla in categorie dove non c'entra niente, un marchio del genere, una storia del genere, non c'entra niente, però ripeto, evidentemente la storia insegna che nei fallimenti tante cose si sono sbagliate, quindi il segnale per una città importante come Sassari è strutturarsi bene, fare una programmazione giusta che poi ti porti a fare professionismo come è un po' nel DNA di Sassari, però ripeto, emozione fino a un certo punto, mi ha fatto piacere rincontrare vecchi amici come Torre Pinna che ha dimostrato, nonostante sia vecchietto, di essere ancora un bel gatto tra i pali. E niente, quindi ci vediamo a questo punto e andiamo a lavorare a testa bassa perché domenica abbiamo una gara difficile. Grazie mille anche a mister Sebastiano Pinna che ha analizzato questa partita ai nostri microfoni. Allora a me non rimane altro che chiudere il collegamento dal Comunale Annunziata di Castiadas. Vi ricordo che Castiadas e Torres hanno impattato con il punteggio di 0-0 nel 13° turno del campionato di eccellenza regionale. Un ringraziamento a Mauro Farris e Andrea Farris che hanno curato le immagini e la parte tecnica relativa a
questa diretta. A tutti voi l'appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa